residenti non tocca solo Venezia. Negli ultimi 20 anni hanno lasciato Mestre circa 30.000 persone, ma a differenza della laguna sono stati sostituiti da cittadini stranieri. Crea malumori e polemiche la politica di messa in vendita del patrimonio demaniale di Venezia. Secondo il consigliere Giovanni Andrea Martini, le responsabilità dello Stato italiano sul capoluogo lagunare sono enormi. Sono sempre di più i reati che si commettono via internet, dagli attacchi informatici a banche e aziende alle minacce alla pedopornografia. La Polizia Postale del Veneto traccia il bilancio del 2022. Zaia Crisanti, la polemica non accenna a diminuire. Il professore senatore PD contrattacca dopo le spiegazioni del governatore ieri sera a Cortina. Il leghista Marcato ormai parla solo da politico e non da scienziato. L'aumento del livello di inquinamento da polveri sottili non fermerà i panevin della laguna di Venezia. Gli appuntamenti di Malamocco e Sant'Erasmo sono stati autorizzati dal comune nel programma della città in festa. Ai funerali di Joseph Ratzinger ci sarà anche il professor Amerigo Restucci, che incontrò Papa Benedetto a Venezia da rettore dello IUAV, il suo ricordo direttamente dal treno che lo porta a Roma. Anche dopo i funerali continua l'onda di ricordi per la scomparsa di Orei. Vi raccontiamo un episodio davvero originale, l'incontro tra Pelé e la cucina veneziana al Festival di Cannes. Eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati. Dunque l'esodo di residenti, lo avete sentito, non interessa solo Venezia. Negli ultimi 20 anni hanno lasciato Mestre circa 30.000 persone, ma a differenza della laguna, gli abitanti dell'entroterra veneziano sono stati, sostituiti da nuovi residenti stranieri. I posti di lavoro che erano creati dalle grandi industrie di Porto Marghera si sono annullati. Che prezzo ha pagato il Comune di Venezia al pesante ridimensionamento della sua zona industriale? Dal 2002 al 2021, ad esempio, circa 30.000 mestrini hanno lasciato Mestre, un esodo impressionante, persino superiore a quello di Venezia, in un comune che tra laguna e terraferma è recentemente sceso complessivamente al di sotto della popolazione registrata quasi un secolo fa, poco dopo la fusione di Venezia, Murano, Burano, Pellestrina e Marghera, con Mestre, Favaro, Chirignago e Zelarino. Lo spopolamento di Mestre si nota di meno perché i mestrini sono stati sostituiti da cittadini stranieri. Al 2021, secondo l'anagrafe, circa 34.000. Ma perché dall'estero ci si trasferisce in una città che perde abitanti? E si dividono in due, filoni, quelli che lavorano ai cantieri navali e quelli che lavorano invece nella grande industria del turismo che è a Venezia. E quindi non è di certo l'industria del turismo, non è di certo un'industria che sia che dia delle prospettive stabili, di stabilità per queste famiglie, e non solo per gli stranieri, ma anche per i nostri ragazzi che preferiscono andare fuori. Maria Laura Facini è presidente del Comitato Progetto Comune, una realtà molto attiva a Mestre. Alla vigilia delle ultime elezioni amministrative, per esempio, aveva redatto un dossier di decine di pagine raccolto sotto il titolo di Proposte per una stagione di cambiamento, sviluppato attraverso un'intensa attività di ascolto delle varie categorie che compongono il territorio. L'anno scorso invece un sondaggio su un campione di 1.125 residenti riguardo la città che vorrebbero. Per una giovane coppia a Mestre, al di là del turismo e della pubblica amministrazione, le possibilità occupazionali sono risicate, dice, così come l'acquisto di una casa. Per quanto riguarda la casa, anche a Mestre, in terraferma, ma soprattutto in centro a Mestre, il costo degli appartamenti è veramente improponibile, perché sono 4.000 euro al metro quadro e ci sono dei palazzi che stanno sorgendo molto belli, però fuori mercato per la maggior parte delle persone. Lavoro ce n'è veramente poco e quello che invece su cui bisognerebbe lavorare è proprio creare delle possibilità di lavoro per i giovani affinché possano restare qui, non solo per farsi una famiglia, ma anche per godere di questa città che si sta trasformando e che ha tutte le potenzialità per diventare quello che è la terza città del Veneto. E di contro crea malumori e polemiche la politica di messa in vendita del patrimonio demaniale di Venezia. Secondo il consigliere Martini, le responsabilità dello Stato italiano sono enormi. In nome di quella che si definisce valorizzazione, l'Agenzia del Demanio sta continuando una politica di vendita degli immobili di sua proprietà, rinunciando ad ogni forma di investimento lungimirante. È durissimo il commento di Giovanni Andrea Martini, di tutta la città insieme, secondo il quale le responsabilità dello Stato italiano su Venezia sono enormi. Cosa succede delle isole che vengono messe a bando? Diventano regolarmente resort degli alberghi.
e i veneziani ne sono totalmente esclusi. È questo il futuro per questa nostra città? Venezia conta già centinaia di alberghi, hotel, resort, affittacamere, bed and breakfast, affittanze turistiche. È possibile, si chiede Martini, che non possa esserci altro? Uno dei beni messi all'asta è l'ex convento di San Salvador, la sede del Future Center Telecom. Che ne sarà di quel compendio? Possibile che non si possa trovare una destinazione diversa da quella turistica? Potrebbe essere un centro direzionale, potrebbe ospitare enti importanti, istituzioni internazionali. Secondo Martini, quello attuale è un modo perverso di gestire un patrimonio immenso che dimostra una totale mancanza di visione, di coraggio nell'esplorare alternative e di sostanziale sottomissione alla logica del monetizzo subito, e al domani ci penserà chi resta. In tutto questo l'amministrazione comunale sembra orientata, come sempre, a trovare ottimi investitori per quel che riguarda il settore turistico alberghiero. Ci si può chiedere di Venezia cosa resterà domani di questa città? Sarà davvero una città ancora vissuta e vera? Ora la cronaca, perché stando al bilancio 2022 della Polizia Postale del Veneto sono sempre di più i reati che si commettono via internet. 89 casi di pedopornografia con 14 arresti e 77 denunciati sono tra i numeri più significativi dell'attività nel 2022 del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale del Veneto. In un anno in cui gli agenti di via Cappelletto a Mestre hanno effettuato anche 3 operazioni sotto copertura. Nell'ambito dell'adescamento di minori sono state identificate 14 vittime di reati attinenti alla sfera sessuale, in prevalenza sulla fascia 10-13 anni. Nel variegato campo delle minacce via web sono stati trattati 102 casi, con 22 denunciati e 13 perquisizioni. Nel corso del 2022 gli agenti hanno trattato anche 1221 episodi di attacchi informatici a privati ed aziende, con 15 soggetti denunciati. Sono stati infine 949 gli episodi riconducibili a truffe di varia natura. Tra esse spiccano quelle del trading online e delle truffe sentimentali, con 102 persone indagate. All'appello non mancano però nemmeno le frodi, come le rapine, il furto di corrispondenza e gli attacchi agli sportelli ATM degli uffici postali. Particolare attenzione è stata posta anche nei riguardi dei fenomeni eversivi e terroristici postati in rete, con risultati evidenti e qualitativamente importanti, comunicati poi agli organi investigativi di livello superiore per le successive attività di investigazione. Veniamo ora al caso Zaia Crisanti, la polemica su intercettazioni e uso dei tamponi rapidi non accenna a diminuire. Il professore senatore PD contrattacca dopo le spiegazioni ieri a Cortina del governatore. Le parole di Zaia non stanno né in cielo né in terra, non corrispondono ai fatti e sono smentite dalle telefonate intercettate che lui ha fatto al DG di Azienda Zero, Toniolo. La polemica è ben lungi dal chiudersi e il primo a non voler lasciare che cada è proprio lui, Andrea Crisanti. Il microbiologo e senatore PD non ci sta e replica la ricostruzione fatta dal governatore sull'uso dei tamponi rapidi antigenici per lo screening in Veneto tra la prima e seconda ondata del Covid. Governatore che ieri a Cortina si era detto dispiaciuto della vicenda, ricordando la stima professionale nei confronti di Crisanti e spiegando così una parte delle intercettazioni. Io sostanzialmente cos'è che dico? Dico al mio dirigente, scusa, è da un po', vi faccio una sintesi, perdonatemi, è da un po' che va avanti sta solfa di dire che noi abbiamo denunciato il professor Crisanti. Non è vero. E più lo diciamo e più monta la polemica, più tengono in piedi sta roba. Al punto tale che il Senato accademico si interroga, giustamente dice, cioè come se denunciano un accademico. E poi scopro che nel momento in cui, dico, visto che la tengono in piedi non ci credono, attendiamoli alla fine, no? Perché poi si vanno allo schianto quelli che sostengono questo, no? Perché non è vero che li abbiamo denunciati. I miei cos'è che fanno? Senza confrontarsi, ma non hai sentito l'avvocato? Fanno 2 righe e dicono al Senato accademico, no, non è vero niente, non abbiamo... E lì puff, la polemica sparisce. E io dico, mi sono preso settimane di polemiche, insulti, pedinamenti, nessun pedinamenti, che ti fermano da tutte le parti per dire ma lei ha denunciato. Allora, noi non abbiamo denunciato nessuno. Dalle intercettazioni, continua Crisanti, si evidenzia chiaramente che per mesi ho rappresentato un problema e che finalmente Zaia aveva l'opportunità per schiantarmi. Trovo incredibile che in un paese democratico un presidente di regione utilizzi soldi pubblici ed eserciti tutte le leve del potere per attaccare un semplice cittadino che osa criticare la regione. Secondo Crisanti, in un paese civile Zaia non starebbe ancora lì. L'utilizzo dei tamponi rapidi per lo screening è stato sbagliato. Il PD rincara la dose. È grave che
ci sia un'interferenza così grande tra il potere politico e la scienza e che la politica voglia battere la scienza e che magari con forme che ora non si capiscono bene si voglia delegittimare una persona che svolge il proprio lavoro. Al contrattacco invece dalla Lega l'assessore regionale Roberto Marcato. Il senatore Crisanti dice parla oggi da politico che appartiene a un partito dell'opposizione in Regione Veneto e a livello nazionale. Crisanti continua la polemica per consolidare la propria fortuna politica. È facile, conclude, ragionare a oltre 2 anni di distanza elargendo consigli e reprimende. Oggi troviamo innumerevoli persone che ci dicono cosa avrebbero fatto per combattere il Covid nei giorni duri. Ma tutte le opinioni vanno contestualizzate in quel preciso periodo storico in cui Zaia si è trovato spesso da solo e con enormi responsabilità a dover decidere. Cambiamo tema, domani mattina ai funerali di Josef Ratzinger a rappresentare Venezia ci sarà anche il professor Amerigo Restucci che incontrò Papa Benedetto da rettore dello IUAV. Incontrò a Venezia Papa Benedetto da rettore in carico della IUAV e ne rimase profondamente colpito. Ecco perché ci sarà anche il professor Amerigo Restucci domani mattina alle 9:30 tra la folla in piazza San Pietro ai funerali del Papa Emerito Benedetto XVI, presieduti da Sua Santità Papa Francesco e concelebrati anche dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza Episcopale Triveneta. Restucci, dal treno che lo sta portando nella capitale, racconta le sue emozioni. Difficile disgiungere le emozioni e le sensazioni date dalla morte del Papa Benedetto XVI da quelle accumulate negli anni studiando le cose che questo importante teologo aveva scritto e aveva portato avanti. Soprattutto ripenso ai 3 volumi, la trilogia di Gesù, molto interessanti, la nascita di Gesù, soprattutto quando indaga a proposito dell'infanzia di Gesù e della sua nascita, sui temi che attraversano quel periodo della nascita di Cristo e soprattutto è molto interessante il capitolo sui Re Magi e quello sull'astrologia, quando spiega proprio con una capacità di studioso, oltre che attento teologo, quelli che sono i fenomeni del cosmo. Restucci è componente del Consiglio della Procuratoria di San Marco, presidente dell'Istituto regionale Ville Venete, legato alla Biennale di Venezia e personaggio di spicco del mondo accademico italiano e veneto. Porterà così l'omaggio delle istituzioni veneziane. Ricordo le belle sensazioni della visita che fece a Venezia, trasmettendo proprio un senso di umanità, di calore e una limpidezza di immagine. Sono queste, credo, le cose che dobbiamo conservare, ricordando un importante Papa di questo secolo. Altro tema, i festeggiamenti di questi giorni, l'allarme per l'innalzamento dei livelli di inquinamento da polveri sottili non ferma l'appuntamento del Panevin previsto per venerdì a Malamocco. Il falò è stato autorizzato insieme a quello di Sant'Erasmo. Il Panevin a Malamocco si farà il giorno dell'Epifania. Insieme a quello nell'isola di Sant'Erasmo è stato autorizzato dal Comune di Venezia e inserito nel programma delle città in festa. L'aumento del livello di inquinamento da polveri sottili su tutta la pianura padana del Veneto quindi non fermerà questo appuntamento attesissimo e molto sentito al Lido di Venezia. Tutto seguirà il programma già prestabilito e in sicurezza, come spiega il presidente dell'Associazione Radiantistica Malamocco, Matteo Pistorello. Vi aspettiamo alle ore 18 a Malamocco per l'accensione. Con l'occasione, grazie al contributo di alcuni esercenti, potremo distribuire gratuitamente vin brûlé, bagigi e i biscotti per i più piccoli. Infatti questa manifestazione è indirizzata soprattutto ai bambini che scopriranno questa antica tradizione molto sentita nel territorio veneto. Ci saranno anche tante sorprese per i convenuti pensando ai bambini. Provvederemo anche a sorpresa a premiare alcuni di questi esercenti che sono stati gli autori e contribuenti, i primi per questa manifestazione. Grazie a loro è potuto decollare la prima edizione del Panevin. In più, grazie all'inserimento delle città in festa, questa pira avrà la possibilità di usufruire delle deroghe previste. Anche dopo i funerali continua l'onda di ricordi e commozioni per la scomparsa di Pelé. Vi raccontiamo il suo incontro con la cucina veneziana.
Un incontro degno dei suoi gol da fuori classe. A sorpresa, l'incontro tra Pelé e la cucina veneziana avvenne nel terreno di gioco meno scontato, per antonomasia il principale rivale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ovvero, udite udite, il Festival di Cannes. A propiziarlo nel 2005 fu un grande ristoratore veneziano, l'ex arbitro Luca Pradel, allora responsabile della ristorazione di Casa Italia al Festival di Cannes, che oggi racconta. Ho avuto il piacere di conoscere Pelé e il privilegio durante il Festival di Cannes del 2005, dove veniva premiato per un premio della critica sudamericana. Il premio si chiamava Premio Cobaleno per il film che aveva fatto in quell'anno. Una persona squisitissima, pronto a dispensare autografi a chi glielo chiedesse, veramente un campione. Anche dopo i funerali, l'onda di ricordi e commozione per il fuoriclasse brasiliano è altissima e non si spegnerà mai. Io, Pelé, e il mio amico Mario D'Alena, che collaborava con noi a Casa Italia, Pelé che brinda insieme a noi, questo resterà sempre nel mio cuore, un autografo personale con dedica all'amico Luca Pelé. Dopo abbiamo come ricordo tutto il nostro staff di Cannes per la cena della cucina veneziana con Pelé, io, il pasticcere Giorgio Liacci, il grandissimo Pelé Roberto Pater, lo chef Pino Baldi e sempre Mario D'Alena. E poi una promessa che è quella di tutti gli appassionati di calcio. Resterà sempre nel nostro cuore di tutti noi. Viva Pelé, sempre, sempre Pelé. Torniamo all'Epifania, a remi sul Canal Grande oppure di corsa a Malamocco, a Venezia l'Arzilla e mitica Befana arriverà davvero in 1000 modi. Ai remi nella regata in Canal Grande o di corsa a Malamocco, Venezia si prepara a festeggiare l'arrivo della Befana. Il giorno dell'Epifania, al Lido di Venezia, torna, dopo lo stop per Covid, la tradizionale corsa della Befana, ideata nel 1976 dall'Associazione Civica Malamocco, che l'ha portata avanti con merito per 44 edizioni. Ora la regia è della Venezia Triathlon. Nella parola del presidente Guido Rizzo si percepisce un grande entusiasmo per questo ritorno. Noi di Venezia Triathlon raccogliamo l'onere e l'onore dell'eredità dell'Associazione Civica Malamocco, che con grande intuito e con grande capacità ha inventato nel 1976 questa corsa e l'ha portata avanti per 44 edizioni. Confermiamo tutta la tradizione a partire dal percorso che si svolgerà per 10 km e mezzo circa e il regalo a tutti i partecipanti della famosa dolce in pasta frolla raffigurante la Befana confezionato dagli artigiani lidensi. Oltre alla gara sportiva ci saranno alcune novità in una giornata di festa. La Santa Messa officiata da Don Cesare alle 9:30 nella chiesa di Malamocco e il percorso per i camminatori a chilometraggio ridotto. Si parte alle 10:30 con la corsa per i bambini e i ragazzi delle elementari e delle medie all'interno dell'Isola di Malamocco e alle 11 partenza della gara clou, quella degli adulti. A seguire le premiazioni, tra i quali anche quella per il più giovane e il più anziano partecipante, numerosi premi a sorteggio. L'invito quindi è lanciato. Le iscrizioni sul luogo a partire dalle 9 fino a pochi minuti prima della partenza, quindi vi aspettiamo numerosi venerdì 6 gennaio a Malamocco. Per la rubrica invece il tuo presepe, Fra Giuseppe Giacon, parroco della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, ci illustra la rappresentazione della Natività allestita in chiesa quest'anno. Come in tutti i presepi, il centro è il bambino. È un dato di fatto che, come dice il profeta Isaia, ci è stato dato un bambino. E nel Vangelo di Luca troviamo che il bambino, questo è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Ma come? Abbiamo bisogno di un Salvatore e Dio ci dà un bambino? E sì, perché il bambino trasforma il cuore dell'uomo. Di fronte al bambino, di fronte anche ai cuccioli, di fronte a qualsiasi realtà piccola, l'uomo cambia il suo modo di fare. È servizievole, attento,
e soprattutto manifesta tutto il suo affetto, tutto il suo amore. Ed è questo il centro del Natale. Dio vuole essere amato come noi impariamo e sappiamo amare soprattutto i nostri bambini. Sappiamo accoglierli per quello che sono, sappiamo coccolare. Dio vuole essere amato, coccolato da ciascuno di noi. Questa edizione termina qui, grazie per averci seguito. Tra poco come sempre Treviso, ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Alta pressione con tempo buono e clima, a dire il vero, ben poco invernale. Il dettaglio di giovedì 5 gennaio. Sul Veneto la giornata trascorrerà con un cielo prevalentemente coperto e spesso nebbioso, sia in pianura che sulle valli alpine e prealpine. Non si escludono tuttavia delle schiarite. La scarsa ventilazione inoltre favorirà l'accumulo di inquinanti e smog negli strati più bassi dell'atmosfera. Temperature stazionarie, minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime invece comprese tra 8 e 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in prevalenza coperto con foschie su pianura e costa. Sulla fascia orientale è possibile anche qualche piovasco, sulle zone montane maggiori parentesi soleggiate. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sugli 8-10 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà in genere maggiormente soleggiato con locali nubi basse e qualche velatura. Temperature minime intorno ai 5 gradi, massime sui 12 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.